complicata per quelle che sono le ambizioni e le speranze di salvezza della prima squadra nel campionato di Serie A2. Noi ci prepariamo ad affrontare la sfida dei play-out contro il Bulldog Lucrezia parlando con il DS dei Lagunari, Francesco Meneghel. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Allora, io comincerei proprio dal tema più caldo, che è quello dei play-out, che con la sconfitta della settimana scorsa contro il Prato costringe la Fenice Venezia Mestre ad andare a fare risultato in un campo difficile come quello di Lucrezia, dove anche le big del campionato hanno perso punti. Di conseguenza la sfida è ardua, ma come si sta preparando la squadra? No, ci stiamo preparando bene, diciamo, come abbiamo cercato di fare sempre da questo punto di vista. È una squadra che si può dire tutto, ma non che non si sia allenata. Cioè, ci siamo allenati sempre, abbiamo cercato di fare il meglio sempre. È chiaro che quella che ci sarà il 21 di maggio, sabato prossimo, per noi sarà una partita cruciale. Bisogna chiaramente in questo momento mettere da parte tutti i pensieri negativi che purtroppo ci sono stati in questa stagione e cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, di dar tutto nella prossima partita per cercare di passare il primo scoglio per la salvezza. Contro Prato invece che gara è stata, direttore? Sicuramente la Fenice veniva da un periodo dove per tante settimane non si è giocato e sono arrivate due gare poi difficili contro due squadre toste. Quella contro Prato che gara è stata però? Ma guarda, quella contro Prato in realtà per noi con la notizia del comunicato del giorno prima che toglieva chiaramente ogni possibilità di retrocessione diretta, è diventata una partita che valeva solo per diciamo, portare alla classifica dei play-out, cioè cambiare le posizioni dei play-out. Per cui da quel punto di vista, col comunicato del venerdì la partita ha perso un po' di interesse. Questo non chiaramente che abbiamo giocato per perdere, ma diciamo probabilmente non, il comunicato del venerdì ci ha tolto un po', diciamo, quella cosa da ultima spiaggia che ci avrebbe portato forse a un altro tipo di partita se avessimo saputo che in caso di sconfitta ci sarebbe stata retrocessione diretta. Questo niente da togliere al Prato che ha fatto un'ottima partita. Noi siamo stati in partita bene per tutto il primo tempo. E poi purtroppo, come ci capita dall'inizio dell'anno, abbiamo dei blackout di 2-3 minuti che però ci costano le partite. Questo è capitato un'altra volta, nel giro di un minuto abbiamo preso 2 gol e la partita si è messa in salita, e poi abbiamo fatto anche bene. Ti dico, è stata una partita completamente giocata alla pari, però purtroppo hanno avuto la meglio loro, bravi loro, e complimenti per la salvezza raggiunta all'ultimo istante. Il comunicato a meno di 24 ore dalla gara, più le settimane di stop, complici le festività pasquali e un'organizzazione del calendario non proprio idilliaca, direttore, mi permetta il termine. Diciamo che la Fenice in questi ultimi 2 mesi ha avuto anche qualche forza esterna che non ha coadiuvato alla preparazione delle gare, alla preparazione di questo finale di stagione. Come la vede No, lei? sicuramente io credo che, cioè, questa deve essere una cosa. Io non sono uno che solitamente sbaglia la federazione, cioè nel senso non sono uno che dà sempre colpa alla federazione per qualsiasi cosa capiti in questo sport. Però credo che questa volta, in questa annata, ci siano stati fatti diversi errori, almeno di tempistica, perché cioè, non è possibile che veniamo a Quanti sapere. cambiamenti in corsa ci sono stati quest'anno, direttore? No, è incredibile. Cioè, se pensi solo che comunque noi a Gubbio abbiamo pareggiato, noi vincendo Gubbio e Prato ci saremmo salvati direttamente. Non vuol dire noi a Gubbio abbiamo giocato al 100% per vincere, non è che ce ne siamo fregati al risultato. Però è chiaro che, cioè,
da sempre uno sport è formato da dei regolamenti che si sanno prima di cominciare la competizione, non durante la competizione. Questo è un errore, per carità, cioè, ripeto, siamo in questa situazione in classifica non per colpa di queste cose, questo che sia ben chiaro, siamo in questa situazione di classifica per colpe nostre, però comunque non va bene questa roba, e anche perché sto dicendo questa cosa anche contro i nostri interessi, nel senso che l'ultimo comunicato ci ha comunque aiutato, non è che ci è venuto contro, ma trovo un po' assurdo che un regolamento di un campionato, che il posizionamento di una classifica non si sappia prima dell'inizio del campionato. Questo credo non sia giusto, e che uno sport come il calcio a 5 non possa avere subire una situazione del genere. Passiamo un po' al campo. Lei ha parlato di questi blackout di alcuni minuti che sono costati diversi punti stagione. Un'altra delle costanti di questa stagione non particolarmente positiva per la Fenice è la casella gol realizzati, direttore. Sono stati pochi. Non che quella gol subiti fosse eccessivamente disastrosa, questo va detto per la cronaca, però quella dei gol fatti era particolarmente difficile da interpretare. No, abbiamo veramente, veramente fatto pochi gol, perché secondo me abbiamo creato anche poco, cioè non è il solito discorso sbagliamo troppi gol, è sempre tutto facile così. Secondo me il problema è che veramente abbiamo creato troppo poco, cioè è una squadra che ha un gioco, ha, diciamo, come si usa dire, un padrone di gioco ben definito, ma che lo porta fino ai 10-12 metri, e da là non si riesce a creare grandi occasioni da gol. Questo è stato un po' la costante tutto l'anno. Ti ripeto, è una stagione negativa, è una stagione in cui ognuno di noi dovrà prendersi delle responsabilità, però probabilmente non è questo il momento oggi, venerdì 13 maggio, il momento di parlare di colpe di cose. È solo da capire tutti quanti che in questo momento serve una grande forza, serve grande unità, serve grande attaccamento alla maglia, serve soprattutto, secondo me, un grande riconoscimento alla Fenice come simbolo, come nome, perché comunque è una società che, con tutti i difetti che può avere, perché chiaramente sbagliamo tante cose, è sempre stata presente, è sempre stata precisa, anche nei rimborsi. Non è purtroppo una cosa che succede ovunque, e specialmente in stagioni che poi vanno male, perché poi molte volte è facile fare le cose sbagliate quando le cose vanno male. E invece la Fenice si è sempre comportata bene con tutti i giocatori, con tutti i tecnici, con tutti i dirigenti. Questo è un momento, ripeto, in cui tutti noi dobbiamo cercare di dare qualcosa in più, che probabilmente durante l'anno non siamo riusciti a dare per milioni di motivi, perché abbiamo avuto anche tanta sfortuna con quello che ci è capitato fra infortuni e problemi esterni, però è mancato qualcosa, e questo qualcosa adesso è il momento di tirarlo fuori, o lo tiriamo fuori adesso o non lo tiriamo mai fuori più, perché dopo non ci sarà più tempo, insomma. Sì, dire poi mentre parlavi mi è venuto da dire che comunque nella tipicità di questa stagione le squadre si sono ritirate all'inizio e non alla fine, mentre di solito accadeva sempre il contrario, le squadre alla fine si ritiravano, quest'anno si sono ritirate all'inizio dei campionati. Andando oltre quella che è la parte tecnico-tattica, la tenuta mentale di questi ragazzi mi interessa, perché è una squadra dove sì, ci sono degli over, dei senior che comunque fanno un po' la chioccia, ma ci sono anche tanti giovani chiamati a prendersi delle responsabilità reali. Cioè, a me è capitato di intervistare quest'anno giocatori della Fenice 2003, 2004, 2005 e trattarli a tutti gli effetti, fare domande da giocatori di una prima squadra di Serie A2. Non capita dappertutto e io le chiedo se questa cosa possa aver aiutato o meno. No, allora quando una stagione è negativa, poi ci sono milioni di motivi, si possono trovare tutte le motivazioni che vogliamo.
e quando una stagione è negativa vuol dire che comunque hai fatto pochi punti, hai perso tante partite, e quindi buttarla sul fatto mentale è un altro delle cose che si può fare. Cioè, si può dire che questa squadra non ha tenuta psicologica. È chiaro che una squadra che quando le cose vanno male, una squadra non può avere una tenuta psicologica super, perché vincere aiuta a vincere, perdere toglie tanta autostima, toglie serenità, toglie tranquillità. Ogni palla che cominci a toccare da gennaio in poi comincia a pesare tanto, perché una palla che pesa per una partita di alto livello ha un peso grande, ma una palla che giochi per una partita per salvarti pesa 3 volte. Io ho avuto in passato l'esperienza di provare tutte e due le cose, e come dirigente posso assicurarti che stagioni di questo tipo sono molto più difficili che le stagioni di alta classifica, anche se poi magari perdi alla fine, però comunque fai un campionato in cui 3 quarti delle partite le vinci, ti diverti, e invece quando le cose vanno male, poi la cosa che si dice è ma manca il gruppo, per esempio faccio l'esempio del nostro, il gruppo c'è, è chiaro che è molto più facile andare d'accordo quando le cose vanno bene, e sono quando le cose vanno male che è più difficile. E quindi psicologicamente sicuramente è stata una stagione pesante. I giovani, per quello che sono stati impiegati, i giovani secondo me hanno dato il loro contributo. È chiaro che però in questo momento non sono loro quelli che devono tirare fuori da questa situazione. Loro aiutano, ma non possiamo chiedere a loro qualcosa in più. Sono gli altri che devono dare qualcosa in più. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dire che cosa ha significato finalmente tornare a giocare una stagione intera per quanto riguarda la pienezza della società, con tutte le under, con tutte le partite, con tutti i campionati? No, bene, bene, cioè bello finalmente, anche se ti dico, il bello è cominciato quando nell'ultimo mese, quando finalmente non devi più ricevere delle telefonate e dire no, non puoi venire a vedere la partita, e no, mi dispiace, non c'è più posto. Finalmente adesso che hanno aperto tutto c'è il 100% di spettatori, ed è tutto un altro vivere, tutto un altro fare sport. Io ho sempre detto che per me lo sport è bello se c'è gente che ti guarda, se no diventa un'attività fisica, ma non è più sport, non è più una cosa, uno sport agonistico, deve avere il pubblico. E quindi finalmente si è tornati con le giovanili, siamo contenti, abbiamo fatto bene. Abbiamo perso domenica scorsa, la finale dell'Under 15, che allena Gabriele Landi, che tra l'altro volevo cogliere l'occasione per fargli comunque i complimenti, perché a parte il lavoro che ha fatto con l'Under 15, ma è il lavoro che sta facendo con tutta la società, che è un lavoro incredibile a 360 gradi, e penso sia un tesoro per questa società, un ragazzo del genere. E purtroppo abbiamo perso la finale, ma fa niente, capita. L'importante è giocarle, poi si possono vincere o perdere. Domani comincia l'Under 17, la Final Four a Villorba. Domani incontriamo il Villorba in semifinale, poi l'eventuale finale sarebbe domenica. E domani comincia il nostro cammino con l'Under 19, domenica comincia il nostro cammino nell'Under 19, nei playoff. Giochiamo col Giorgione in casa, che è la partita ormai clou del Veneto, perché è la terza volta che li incontriamo. E quindi dico, a livello del settore giovanile sta andando benissimo come gli altri anni, dobbiamo chiaramente far meglio. Stanno arrivando su da sotto tanti ragazzi giovani bravi sotto, specialmente con la nuova gestione che abbiamo aperto al Parco Bissola. Stanno arrivando tanti ragazzini di 5-6 anni, e quindi anche là un bel lavoro, siamo contenti. Direi, io mi volevo soffermare un attimo sull'Under 19 perché c'è stata l'ennesima, mi viene da dire, anche se poi dare per scontato le cose è sbagliato ed è brutto, però è anche bello dire l'ennesima Final 8 di Coppa Italia per la vostra Under 19, persa con i campioni in carica che si sono confermati anche lì per un episodio, e c'è tanta soddisfazione anche in vista di quella che sarà poi la gara con il Giorgione, perché l'obiettivo è dichiarato ed è bello dichiararlo ed è bello arrivarci ogni volta.
No, no, assolutamente. Allora, l'obiettivo della Final Eight per noi è della Final Eight Under 19 è uno degli obiettivi più importanti societari all'inizio dell'anno, sia come importanza per il nostro lavoro nel settore giovanile che come visibilità. Negli ultimi 9 anni credo ci siamo riusciti 8 volte, e quindi è una cosa incredibile. È anche incredibile che poi ai quarti di finale ogni anno abbiamo incontrato sempre la squadra che o ha vinto o è arrivata in finale. L'unico anno che non è andato così siamo arrivati noi in finale, poi persa con la Roma 2-1 a 10 secondi alla fine, e anche quest'anno ti dico, cioè, siamo contenti per come hanno giocato, scontenti per il risultato ottenuto, c'è un po' di rammarico perché credo che si potesse vincere, perché passato con lo scoglio credo si potesse vincere ed eravamo 1-1 a un minuto alla fine. Quindi, complimenti chiaramente al 3Z che ha vinto, una buona squadra. Noi adesso ti dico, cominciamo questi playoff scudetto con l'idea di arrivare in fondo. Ci terremo tanto, sarà difficile perché chiaramente è ancora più difficile, però siamo convinti delle nostre possibilità nell'Under 19 assolutamente. Che cosa è significato come prestigio, emozione, vedere la propria società su Sky in rotazione settimanale con un bello speciale? Cioè, io immagino che sia veramente una goduria, passami il termine dire. No, guarda, ti dico la verità, io sono un abbonato Sky, penso, fra i primi in Italia, penso, mentre lo guardavo così e lo registravo su On Demand, no? E mi dicevo, cavolo, sto registrando noi, cioè è una roba tanto particolare, e ho avuto sinceramente una forte emozione, senza togliere niente ad altri momenti in cui siamo stati visibili in televisione, alla radio o nei social, ma sai, essere su Sky che fanno uno speciale per te, sono venuti giù comunque a fare il servizio, giornalisti di primo ordine, gente che hai sempre visto in televisione, così un po' che sembrano di un altro pianeta, e trovarseli di fronte e vedere che comunque cioè, hanno interesse per la tua società è una cosa che veramente ha dato grande, grande, grande entusiasmo e grande, grande soddisfazione ed emozione. L'ultima domanda che ti faccio per questa intervista, io immagino, ma ne sono anche abbastanza sicuro che tu abbia già la testa proiettata oltre, cioè voi non state mai fermi, non vi sedete mai sugli allori e state già progettando quello che sarà il futuro di questa società. Allora, sì, sotto, diciamo in prima squadra chiaramente dobbiamo aspettare gli eventi, perché chiaramente questo potrebbe comunque voler dire qualcosa. Ma ti ripeto, questa è una società che dal punto della vista della prima squadra, cioè non è diciamo, la cosa più importante su cui lavorare, l'importante è quello che stiamo facendo sotto, che stiamo lavorando sotto, e quello è una macchina che è in funzione continuamente perché non si ferma mai, per cui quella è la nostra prima mission, è sempre quella. Io ti ringrazio tanto per essere stato protagonista di questa intervista. Grazie a te Lorenzo e grazie In, a tutti i telespettatori. in bocca al lupo per l'Under 19 in primis, per l'Under Sì. 17 e poi per quella che sarà la partita della prima squadra. Viva il lupo, viva il lupo.